Buonasera e bentrovati all'edizione del nostro telegiornale. I fatti del Friuli occidentale in primo piano. In apertura i numeri odierni sul fronte coronavirus che migliorano perché a fronte di 6.960 tamponi molecolari eseguiti oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 265 nuovi contagi con una percentuale di positività del 3,81% contro il 7,52% registrato ieri. Sono inoltre 3.459 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 189 contagi, pari al 5,46%. I decessi registrati sono 15, ai quali se ne aggiungono 3 pregressi. Sono 6 le morti che riguardano il Friuli occidentale. Restano stabili i ricoveri nelle terapie intensive a quota 63, mentre quelli in altri reparti salgono a 691. Numeri comunicati dal vice governatore con delega alla salute Riccardo Riccardi. E a guardare questi dati con cauto ottimismo sono i medici dell'ospedale di Pordenone Pietro Tropeano e Massimo Crapis. Sentiamo le loro parole. I dati di quest'oggi sembrerebbero veramente confortanti. Per un numero di tamponi anche importante, sono stati fatti oltre quasi 7.000 tamponi molecolari. L'indice di contagio è sceso addirittura al 4%, si è dimezzato rispetto a ieri. Un dato positivo che però bisogna leggerlo sempre alla luce dei dati delle settimane precedenti. I decessi sono ancora alti, siamo a 15 decessi nelle ultime 24 ore, ma soprattutto il dato che ancora ci preoccupa e che credo sarà l'ultimo a cambiare è quello naturalmente dell'occupazione postiletto. Abbiamo un'occupazione postiletto ancora costantemente elevata negli ospedali della regione, oltre 750 posti letto occupati. Nel nostro nosocomio per fortuna cominciano a scendere. Siamo a un livello che varia tra i 170 e i 180 ricoverati nei nostri reparti di degenza, di medicina, di pneumologia, di terapia intensiva. Che sia veramente l'inizio della fine, lo speriamo. Abbiamo ormai esperienza nel non valutare i dati solo giornalieri, ma ci aspettiamo un consolidamento di questo trend positivo e ce lo auguriamo tantissimo, soprattutto perché ne abbiamo tutti bisogno. E anche perché non dimentichiamo che sono pazienti che stanno soli, purtroppo, soli nella sofferenza e poi purtroppo anche soli nella morte. Per cui è chiaro che dobbiamo ancora purtroppo chiedere a tutti noi di tenere duro e di mantenere l'attenzione. Comunque prendiamo per buono questo piccolo segnale che ci viene oggi e siamo ottimisti con tutti voi. Indubbiamente. Voltiamo pagina. Il presidente della regione Massimiliano Fedriga attende il nuovo ricorso al TAR sulla didattica a distanza e ribadisce le proprie scelte. Servono chiarezza e responsabilità, dice in vista di un'audizione del ministro Speranza, e stasera si prepara una riunione con il governo per i ritardi sui vaccini Pfizer. La battaglia a colpi di ordinanze e ricorsi al TAR continua ad agitare il mondo della scuola superiore, ancora alle prese con la didattica a distanza. Mentre alcuni genitori ricorrono nuovamente al tribunale amministrativo, il presidente della regione, Massimiliano Fedriga, rivendica con forza le proprie scelte, chiedendo chiarezza al governo. Adesso mi sto stufando di un atteggiamento dove vengono utilizzati organi scientifici per fini politici. Per questo ho chiesto la convocazione ieri della conferenza delle regioni e i presidenti di regione all'unanimità hanno chiesto oggi di audire il ministro Speranza oppure nella giornata di domani. Vogliamo chiarezza perché in mezzo a una pandemia non si possono fare questi giochetti squallidi. Tutta la prevenzione del Friuli Venezia Giulia, il nostro gruppo di lavoro ci segnala come la didattica in presenza rappresenti un pericolo prima di tutto per gli studenti, i professori, gli ATA, le famiglie, perché dopo il virus si diffonde nelle famiglie. Studenti in classe, almeno in parte, da inizio del mese prossimo. Il mio obiettivo è iniziare a tornare in presenza almeno in parte dal 1° febbraio e se la situazione pandemica lo permette noi vogliamo andare in quella direzione. Adesso c'è un nuovo ricorso al TAR, aspettiamo ovviamente rispettosi il giudizio del TAR. Tengo solo a sottolineare in modo molto sommesso che l'INAIL e l'Istituto Superiore della Sanità hanno fatto una ricerca pubblicata poco più di una settimana fa su un giornale internazionale dove sottolinea la correlazione tra aumento di contagi e anche di ospedalizzazione con la scuola in presenza. Intanto la regione guarda con preoccupazione anche ai ritardi delle dosi Pfizer che rischiano di compromettere la campagna vaccinale. Abbiamo questa sera una riunione con il governo e con il commissario Arcuri. È chiaro che questo ritardo ci crea un danno enorme. Noi penso siamo delle regioni che meglio hanno organizzato la campagna vaccinale. Dispiace perché eravamo partiti molto bene e questo ritardo, intanto penso sia inaccettabile che un fornitore decida lui invece che il cliente come distribuire i vaccini.
E poi in un momento come questo ogni giorno è prezioso e questo ritardo farà dei danni alla salute dei cittadini. Passiamo alla cronaca, un doppio incidente si è verificato questa mattina a Fiume Veneto sulla Pontebana, traffico in tilt. Doppio incidente questa mattina sulla Pontebana a Fiume Veneto. Il primo è accaduto intorno alle 6:30 di fronte al centro commerciale Emisfero. Per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri, intervenuti per rilievi e viabilità, si sono scontrate 3 automobili. Nell'impatto una è finita nel fossato sbattendo contro un ponticello. 2 le persone che sono rimaste ferite, una in maniera grave, rimasta incastrata nell'abitacolo, poi liberata dai vigili del fuoco con i divaricatori. La centrale Solis di Palmanova ha inviato subito l'equipaggio di 2 ambulanze e quello dell'elicottero decollato da Campoformido. Il velivolo è atterrato nella piazzola dell'ospedale di Pordenone, dove ha caricato la persona ferita, poi trasportata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. L'altra persona ferita è meno grave ed è stata portata all'ospedale con l'autolettiga. Un incidente che ha mandato il traffico in tilt e proprio a causa delle code formatisi che hanno interessato la Pontebana dalla rotonda di Cusano fino a quella di Pian di Pan, si è verificato attorno alle 8:30 un secondo incidente, un tamponamento che ha interessato 2 veicoli nel sottopasso che incrocia la Cimpello Sequals, questa volta senza conseguenze gravi per i conducenti. Sul posto carabinieri, polizia, vigili del fuoco e sanitari del 118. Controlli sulla strada, attività antidroga e caccia ai furbetti dei rifiuti. Sono stati migliaia gli interventi della Polizia Municipale di Pordenone e Cordenons nel 2020. Intense le verifiche anti-Covid con quasi 200 sanzioni elevate. È tempo di bilanci per la Polizia Locale di Pordenone e Cordenons. Nell'anno appena concluso sono stati migliaia gli interventi effettuati dagli agenti coordinati dal comandante Massimo Olivotto. Migliaia le persone e i veicoli controllati ai fini della sicurezza stradale, così come la quasi totalità dei sinistri rilevati nel territorio comunale, di cui uno mortale e la metà con feriti, anche gravi, sono stati presi in carico dal reparto di infortunistica ed emergenza stradale. Incidenti che la Polizia Locale cerca di prevenire con un aumento dei controlli della velocità, anche grazie ai veloc posizionati nelle strade a rischio più alto. Numerose le sanzioni elevate per il superamento dei limiti di velocità, anche con diversi ritiri della patente. Gli agenti hanno presenziato anche negli istituti comprensivi per il progetto denominato Scuole Sicure, al fine di evitare episodi di bullismo e spaccio di sostanze illegali, coadiuvati anche dal cane antidroga Conan, proveniente da San Michele al Tagliamento. Attività che ha portato i suoi frutti, 28 segnalazioni all'autorità giudiziaria per consumo di stupefacenti. Controllati inoltre anche tutti i locali che posseggono macchinette ludiche, dove in uno sono stati trovati 5 ragazzi minorenni intenti a scommettere su partite o corse di cavalli. Sanzionato con 25.000 euro di multa il gestore, il centro scommesse è stato successivamente fatto chiudere dal questore di Pordenone. Su delega della Procura della Repubblica sono state inoltre perquisite 28 abitazioni, nelle quali, dopo minuziosi appostamenti, si è accertato che all'interno delle stesse venisse gestito lo spaccio di sostanze illegali. Tra il territorio di Pordenone e quello di Cordenons, l'unità di tutela ambientale, con oltre 4.000 controlli e anche grazie alle fototrappole, ha identificato e sanzionato decine di persone intenti a scaricare rifiuti senza badare al loro differenziamento. Nell'anno appena concluso, infine, intensi i controlli anti-Covid. Da marzo a dicembre sono stati centinaia gli accertamenti effettuati e sono state elevate oltre 195 sanzioni. Cambiamo argomento, il mondo dello sport è pronto a ripartire con protocolli certi, certificazioni e ambienti sanificati. La Regione ha stanziato a riguardo 4 milioni di euro. Il mondo dello sport regionale sta tendendo a ripartire in sicurezza dopo lo stop di gran parte del movimento causato dal coronavirus e questo tema è stato al centro di un incontro al Palasport di Pordenone. Bisogna trovare delle forme e protocolli che possano permettere di fare attività, perché mi sembra di capire che ognuno va un po' per conto suo. Ci sono alcuni sport che fanno attività, quelli individuali, ci sono sport di squadra che fanno attività fino a un certo livello e poi c'è la base, i ragazzi che non vanno neanche a scuola e tantomeno vanno nei campi di calcio, di pallacanestro o pallavolo. Le società hanno avuto dei ristori abbastanza positivi, regionali e nazionali. Dal punto di vista finanziario non siamo a remengo come qualcuno vuol dipingersi, il problema vero è che non facciamo attività. Se paragonato a quello della scuola, per la Regione il mondo sportivo può essere gestito in maniera più semplice, anche grazie a un patto tra associazioni e atleti sottoscritto attraverso un certificato. In questo certificato medico sarà sufficiente con un patto tra privati, cioè io ti do un servizio, però ti chiedo questi requisiti, se tu accetti bene, se no non te lo do. Credo che sia molto più semplice anche una riapertura che sia fatta in termini di assoluta sicurezza, perché le associazioni sportive garantiranno che sono sani i loro dirigenti sportivi e i loro allenatori e gli atleti garantiranno di essere sani essendosi vaccinati.
E sul fronte della sanificazione, Pordenone punta alla depurazione dell'aria attraverso l'elettricità. Oggi al Palasport Crisafulli è stato presentato un innovativo macchinario. Un depuratore che purifica l'aria attraverso l'elettricità. È questo il sistema che il comune di Pordenone ha adottato per mettere in sicurezza le strutture sportive cittadine, attingendo ai 4 milioni di euro stanziati dalla regione e gestiti dal CONI proprio a questo scopo. Il macchinario, che affianca le tradizionali misure anti-Covid come mascherine, gel e misurazione della temperatura, è stato presentato al Palasport Crisafulli della città sul Noncello. Il problema era come rendere al massimo salubri le strutture dove facciamo sport. Questa ricerca ha poi approdato a questo sistema elettrostatico con una corrente dai 24 ai 40 mila volt, passa l'aria inframezzo e il campo di corrente così creato abbatte qualsivoglia tipo di virus, batterie, polvere che viene trattenuta nelle lamelle, proprio fisicamente che vanno pulita ogni X, e l'aria che esce è purificata di circa 20-30 volte rispetto alla qualità dell'aria entrata che è stata immessa. Queste macchine funzionano 24 ore su 24 in maniera tale da rendere l'aria di questo ambiente assolutamente salubre, sana, priva di sospensioni di elementi nocivi quali possono essere il virus. I depuratori, che sono stati installati in tutti gli ambienti del Palasport, spogliatoi compresi, così da garantire la salubrità dell'aria di ogni locale, sono stati adottati anche in altre strutture cittadine. Oggi abbiamo non solo questo, perché a Pordenone ci sono già più impianti che vanno con questa sanificazione, in modo particolare 4 palestre importanti del basket, questa è la più importante di Pordenone, ha già praticamente provveduto a installare queste macchinari che danno un ciclo continuo per la sanificazione dell'aria. 4 milioni stanziati dalla Regione Venezia Giulia, noi come comuni ci siamo anche attivati e le abbiamo programmate e dovremmo continuare in questa strada. Era questa la nostra ultima notizia per stasera, dopo di noi lo scrigno condotto da Daniele Paroni. L'appuntamento con il telegiornale di Pordenone ritorna domani, sempre alle 20:45. Grazie per essere stati con noi, buona serata.